Veneto 24 chiama Roma. Le interviste con la politica nazionale. Ed eccoci arrivati al nostro consueto momento di inizio settimana in cui abbiamo il piacere di dialogare ancora una volta con Antonio De Poli, senatore questore e segretario nazionale dell'UDC. Benvenuto a lei ancora una volta, onorevole De Poli. Grazie a voi, buona giornata a tutti e buon lunedì. Grazie. La Radio Veneto 24. Grazie onorevole, anche perché che sia la volta buona è la domanda con cui vorremmo esordire, nel senso che sia la volta buona in cui finalmente scopriremo questa identità del candidato del centrodestra. Lei dirà: non ho la sfera di cristallo, ma ci possiamo provare. Ci possiamo provare, questa è la bellezza, mai perdere la speranza, ma al di là delle battute chiaramente, io credo che in Veneto oggi più che mai siamo, in Veneto come nelle altre due regioni, in tutto 3 regioni, quindi Campania e Puglia, si sta definendo i candidati del centrodestra. In Veneto credo che la cosa sia per quanto può competere con tutti gli scongiuri del caso, le valutazioni che possono cambiare all'ultimo minuto finché è nero su bianco, ma io credo che il candidato del Veneto sia oramai Alberto Stefani, quindi una continuità per quanto riguarda la nostra regione, che chiaramente vedrà il centrodestra come sempre, come anche nelle altre regioni, Puglia e Campania, unito con tutte le varie liste, quindi dalla lista nostra dell'UDC a quella della Lega, di Fratelli d'Italia, di Forza Italia e altre liste civiche o di altro genere. E quindi credo che ormai siamo al dunque. Tra l'altro oggi avremo anche i risultati della Calabria, altra regione che è andata al voto, dove sono convinto che il centrodestra farà un ottimo risultato con la conferma di Roberto Chiuto. Quindi vorrei dire, finalmente, io ho detto più volte che bisognava farlo il più presto possibile, finalmente raggiungendo l'obiettivo di avere il nostro candidato alla presidenza della regione, quindi a cominciare, anche se è già cominciato per tutti gli effetti, però finalmente a cominciare anche con chiaramente chi sarà il prossimo governatore del Veneto, che ribadisco il 99,999% sarà chiaramente il candidato del centrodestra. Onorevole De Poli, lei teme un po' l'astensionismo? Ma questo è uno dei problemi che stiamo vedendo anche in altre regioni, ad esempio quello che si è votato proprio, che stanno votando tra ieri e oggi, lì parlano del 25-26, adesso questa mattina non so i dati per cento, quindi vorrei dire questo è un problema di democrazia, non di parte politica, destra, sinistra, centro, pinco, palla, pallino. Cioè, se si va a votare così pochi significa che c'è qualcosa che non va bene rispetto a un contesto di democrazia, che significa libertà, che significa partecipazione, che significa anche guardare il futuro chiaramente della nostra regione, nei casi specifici della nostra nazione, rispetto anche alle scelte, le priorità, la programmazione che si deve fare. Meno si va a votare, meno possiamo poi dare il maggior indicazione ai nostri cittadini rispetto ai bisogni di situazioni che ci sono, perché c'è una minor rappresentanza, quindi una minor democrazia, che significa minor libertà, che significa minor fattore decisionale. Questo è un fattore, almeno è l'aspetto più negativo che oggi abbiamo di fronte, pericolosissimo, perché si va sempre più a qualcosa di diverso che non lo voglio nemmeno citare. Sì, però per esempio lei, onorevole De Poli, ha vissuto sulla sua pelle un'esperienza molto bella come la festa dell'UDC recentemente a Roma, in cui c'è stata grande partecipazione. Lei è stato tra i partecipanti al meeting di Rimini, quello che ogni anno si tiene alla fine dell'estate, e anche lì ha notato un certo riscontro, cioè esiste interesse, entusiasmo da parte della popolazione, per cui la politica è chiamata a riavvicinare i cittadini alle istituzioni, alla fiducia in coloro che vota, che decide di mandare al governo di una regione, al governo di un paese. Per cui diciamo il ruolo che voi avete oggi è quanto mai cruciale, importante. Ma sicuramente sì, le sue parole sono fondamentali e sono perfettamente d'accordo. Io credo che ci sia
adesso non sembra una contrapposizione rispetto a quello che si diceva prima, ma come sempre i percorsi hanno il loro tempo, certo. hanno i loro tempi, scusi. Io credo che oggi più che mai sia fondamentale e necessario ripartire con un lavoro, che la politica torni in mezzo tra la gente, all'ascolto, alla condivisione. Si possono dire anche dei no, ma almeno ci sia un percorso di confronto, eccetera. È finita la politica solo della TV, solo dei social, solo dell'urlo, solo della piazza, solo dei dilettanti allo sbaraglio. Oggi servono e vogliono politica che sia concretezza, serietà, competenza, presenza, confronto, ed è difficile. Questo è molto più difficile che andare, dire e fare, ed è quello che sta ritornando, almeno questa è la mia sensazione, sta ritornando come richiesta da parte dei cittadini, delle imprese, di tutti, insomma, della nostra società. E quindi c'è un ritorno a un modo di fare politica, non è un vecchio modo, è il modo della politica che dovrebbe essere normalità, che è la presenza, la conoscenza e la trasparenza e correttezza, chiaramente tutti questi aspetti, ma anche è proprio una forte presenza nel territorio. E questo è vorrei dire ad esempio nel nostro DNA, nel DNA che noi rappresentiamo, voglio dire, con una cosa storica che è appunto lo scudo crociato, che è l'UDC, ma oggi è un modo non di ritornare indietro ma guardare il futuro, di riprendere con forza quelli che sono i valori, i principi che appartengono alla nostra società, con la persona al centro, di conseguenza con la sanità, con i servizi sociali, con l'attenzione alla piccola impresa, con i contesti chiaramente della famiglia, del territorio, cioè quelli che sono i normali principi della vita e del percorso di un percorso di vita in maniera anche laica. Non sto intervenendo da altri punti di vista, però sono fondamentali oggi e ci richiedono questo. Chi rappresenta questo? E questo è la domanda del futuro, anche rispetto alla ripresa delle persone vicino alla politica. Io continuo a fare, nonostante siamo, dico sempre, i più piccoli nella coalizione, la scuola di formazione per i giovani, e questo significa far avvicinare i giovani, perché se non li avvicini a qualcosa di concreto che gli piaccia, che vedono che cos'è, chiaramente non solo non si avvicinano, ma non vanno nemmeno a votare. E lo stesso la partecipazione su incontri, dibattiti, confronti, eccetera, ma in maniera molto così tranquilla, ma tranquilla nel senso dei territori, non solo le grandi cose ma anche le cose normali di tutti i giorni, ecco. E poi presenza, risposte e conoscenza delle problematiche. Questo ci richiedono e questo è il grande lavoro che si deve fare. Argomenti molto interessanti. Noi chiediamo al nostro gradito ospite Antonio De Poli di rimanere in nostra compagnia perché torniamo tra pochi secondi. Veneto 24. Buongiorno Veneto. Da sempre vengo a trovarti a casa e ci prendiamo del tempo per stare insieme. Ti racconto cosa succede intorno a te e ti aiuto a vivere meglio la tua città. Non ti ho mai chiesto nulla in cambio, solo la tua attenzione. Sono La Piazza, il giornale della tua città. Ogni giorno online, ogni mese a casa tua. lapiazzaweb.it. Veneto 24 chiama Roma. Le interviste con la politica nazionale. Torniamo dunque in diretta con Antonio De Poli, senatore questore e segretario nazionale dell'UDC. Onorevole De Poli, sì, concetti importanti che lei ha sottolineato: partecipazione e soprattutto che la politica torni in mezzo alle persone, perché guardi, le riflessioni che fanno, non so, grandi forze politiche che hanno conosciuto momenti migliori un tempo rispetto ad oggi, per esempio la Lega, ma anche per esempio il Partito Democratico, la prima analisi che si fa da un punto di vista autocritico è: abbiamo perso qualcosa perché siamo meno nel territorio, meno vicini alle persone, e anche questo è un dato di fatto significativo, crediamo. Sì, credo che sia fondamentale. Si è persa proprio
come si può dire, la cognizione, la forza, la capacità, la conoscenza anche di stare in mezzo alla gente e tra la gente, perché oggi se un giovane, una persona, anche non giovane, non la formi di com'è la politica, che cos'è la politica delle cose, diventa difficile per uno dire ma perché devo andare al sabato, la domenica o il fine settimana alla manifestazione, alla fiera, alla serata di qua e di là, invece di stare, perché bisogna creare una coscienza, ricreare una coscienza che riporti appunto, che ci riporti in mezzo alla gente. Io faccio sempre una domanda quando vado in giro: ma voi conoscete quali sono, ad esempio, visto che ci sono le regionali, i vostri 8-9, nel caso specifico ad esempio della provincia di Padova, delle nostre grandi province, Verona, Vicenza, Padova, Venezia e Treviso, oltre a Belluno e Rovigo, che invece hanno 5 candidati a regionale, e le altre province non hanno. Quali sono i vostri 9 consiglieri regionali uscenti? Sono noi eletti con le preferenze. Risposta. Vorrei dire che nessuno arriva a 9, cioè i più bravi arrivano a 5. Infatti. 5. Sì. No, Cioè, quindi metà. Sì. E se tu chiedi chi sono i tuoi assessori regionali, ne arrivano a 2-3. Sì, 4. Lascio perdere chi sono i ministri, chi sono i parlamentari, perché lì è fumo, voglio dire, non è via. Quindi voglio dire, ma questo, anche sorridendo, significa che c'è una mancanza di conoscenza, di presenza, di risposta nel territorio. È una politica che si è allontanata. Chi conosce oggi, chi conoscono oggi i cittadini? Il Presidente della Repubblica abbastanza, il Presidente del Consiglio oggi sì, abbastanza, il Presidente della Regione in Veneto abbastanza, il tuo sindaco poi stop. Sì, se andiamo per esempio contesto. Sì, Presidente della Camera e del Senato, magari la maggior parte non sa neanche molto meno, i tuoi assessori molto meno, cioè, voglio dire, ecco, quindi si è molto targettizzato su alcune figure, su alcuni leader, ma è che vuol dire che perdiamo l'aspetto della democrazia, della presenza, dell'attenzione. Ecco, questo è uno degli aspetti che, come ritorniamo sempre al discorso precedente, ci dobbiamo lavorare in maniera seria. Assolutamente. Per arrivare all'obiettivo. Senatore De Poli, nel salutarla un velocissimo appello: comunque si vada a votare, perché è un dovere civico. Sì, è un dovere civico, e la democrazia, la nostra libertà, il nostro futuro, dei nostri figli, e chiaramente anche il futuro dei nostri genitori che oggi hanno lavorato per una vita, passa attraverso di noi e passa attraverso il voto. Andare a votare quindi da noi il 23 e 24 di novembre per le regionali in Veneto. Grazie come sempre da parte di Veneto 24 nei confronti di Antonio De Poli, senatore questore, segretario nazionale dell'UDC. A lei una buona giornata e un buon inizio di settimana, senatore. Grazie a voi, a tutti gli ascoltatori di Veneto 24.